Poi c'è il problema del programma, su cui abbiamo dato, adesso non so se abbiamo distribuito, questo vabbè, è un ballon d'essai, ho fatto solo qualche correzione tenendo conto delle moltissime osservazioni, non molte correzioni, però stavamo pensando di ovviamente reintervenire su questo riaggiustandolo, però questo progetto politico è nello stesso tempo troppo esteso e troppo ristretto. Troppo esteso perché rispetto a questo noi dobbiamo concentrarci sulle priorità che dobbiamo comunicare fuori da questo ambiente ristretto. Cioè io ho visto tante osservazioni bellissime di cui non ho tenuto conto, alcune ci richiamano per esempio ai contenuti della prima parte della Costituzione della Repubblica Italiana, che sono validissimi, che so, la tendenza a rieducare il condannato, i capaci e i meritevoli devono raggiungere i livelli più alti nello studio, la responsabilità penale e personale, però noi non possiamo nel nostro programma ricopiare tutta la prima parte della Costituzione della Repubblica Italiana, possiamo dire che ci ispiriamo a quei valori, nel programma dettagliato, ecco, ci sarà un programma dettagliato che sarà fatto per settori, daremo risposte costituendo dei gruppi alle singole osservazioni, cioè cosa volete fare della scuola? Non basta dire ci mettiamo la storia siciliana, bisognerà dire qualcosa in più, ovviamente, cosa volete fare dell'energia, cosa volete fare delle pensioni, le risposte sono infinite, però noi non possiamo uscire fuori da qui dicendo che vogliamo fare questo, la gente si annoia, dobbiamo dare dei messaggi di rottura su pochi punti importanti e che unifichino, punti su cui non c'è una divisione. Quindi su cose io per esempio ho registrato una polemica, non ne ho partecipato, sulla politica estera, c'è chi è più filo-atlantista, c'è chi è più filo-russo. Signori, non dobbiamo decidere oggi quale sarà la politica estera della Sicilia indipendente. Io ho scritto prudentemente e decideremo in funzione dell'interesse nazionale, mi sembrava un buon compromesso, ma se non volete non scriviamo neanche questo, possiamo anche deciderlo dopo, perché questo ci dividerebbe, perché io non posso andare a convincere il vicino di casa dicendogli, sai, vogliamo essere indipendenti. Perché vogliamo essere indipendenti? Perché domani mattina ci alleiamo con Putin. Pensate che quello viene con noi? Cioè, dobbiamo essere realistici. Se invece gli diciamo guarda che noi oggi per colpa del colonialismo, anziché avere l'IVA al 10%, ce l'abbiamo al 22%, noi possiamo fare diminuire il costo della vita, che è una cosa importantissima. Io credo che questa cosa lo trovi un pochettino più sensibile. Oppure certamente un problema drammatico come quello degli immigrati dovremo dare una risposta, e quindi nel progetto, nel programma troveremo una soluzione inclusiva che tenga conto di sensibilità diverse, ma ci sono sensibilità diverse, non ci andiamo a fossilizzare su una posizione di principio che spaccherebbe il movimento e non andiamo a presentarci all'elettorato con questa cosa. Noi siamo quelli che bruciamo i nipuri, no, non siamo quelli che bruciamo i nipuri, non va bene, non è questo il messaggio, non siamo i leghisti della Sicilia. Oppure non siamo quelli come Orlando che dice ognuno quando si può porre la cittadinanza dove vuole, purché sia solo in Sicilia, perché poi se me ne vado a Londra la cittadinanza a Londra non me la fanno prendere e mi rispediscono a casa. Ci vorrà una posizione di equilibrio, ma non è questo quello che noi dobbiamo comunicare ai siciliani, anche perché non è questo il problema della Sicilia. Sì, sono di passaggio, ma il problema è che questi vogliono andare in Danimarca, vogliono andare in Germania, non è che vogliono venire da noi. Quindi c'è un problema di umanità, insomma è un problema particolare che tratteremo nelle sedi opportune. Invece noi ci dobbiamo concentrare sulle priorità, su quelle che dobbiamo dire. Io ho cercato di enuclearle, poi magari saranno pubblicate, ci saranno dibattiti, quelle sulle quali non ho visto nessun dissenso nel ballon d'essai che ho buttato in questi giorni in pasto, diciamo, ai militanti. E allora, innanzitutto può sembrare una banalità, ne ho trovati 8 punti, però poi possono diventare 10, 9, 7, eccetera, eccetera. Non mi allargherei più di tanto, a scendere ci andrei, a salire no, perché dobbiamo dare un messaggio forte e i primi 2 o 3 sono i più importanti, gli altri 5 così così, gli altri sono programmi di dettaglio e così vedrà. Innanzitutto proprio la questione dell'indipendenza, fare capire che la nostra forza è una forza che, partendo dallo statuto che c'è, che forse solo in presenza di una forza indipendentista comincerà ad essere rispettato, chieda all'Italia forme di rappresentanza confederale sempre più ampie fino all'indipendenza. Ma quando e quanto? Ma dipenderà dalla nostra forza. Certamente, vi faccio varie ipotesi di scuola, se noi fossimo un partito del 10% e ci chiedessero l'appoggio esterno per appoggiare un governo regionale, noi non è che gli possiamo dire o facciamo l'indipendenza o non vi diamo l'appoggio esterno. No, potremmo cominciare a dire cose pesanti, vogliamo riparlare di alta corte, vogliamo riparlare di regionalizzazione, vogliamo riparlare di regionalizzazione di tutti gli uffici finanziari e dell'Agenzia delle Entrate, possiamo parlare di queste cose naturalmente, però
se avremo il 60% o il 50% o il 45%, è chiaro che noi non stiamo più a negoziare con uno Stato nemico, facciamo un bel plebiscito e ci pigliamo l'indipendenza col diritto di autodeterminazione dei popoli garantito dalle Nazioni Unite. Cioè noi chiederemo quello che avremo la forza di fare, punto 1, dallo statuto, linea Maginot, oltre questo non si scende, fino all'indipendenza, non oltre, e comunque non come si diceva prima, nazione federata o Stato indipendente. No, nazione federata può essere una tappa, ma noi ormai, se siamo una nazione per i fatti nostri, ma che ci stiamo a fare con l'Italia? La storia l'ha dimostrato, e quindi noi andremo avanti fino alle estreme conseguenze. Ovviamente ci sono gli strumenti della sovranità che ci dobbiamo prendere subito. Parlavo dell'Agenzia delle Entrate, questa cosa noi ce la dobbiamo, la polizia, noi queste cose, il sistema informatico. Guardate che io sono stato per qualche anno revisore di Sicilia e Servizi, e finalmente ora Ingroia, infatti non l'ho criticato, perché quando si fa ogni 1000 volte una cosa giusta, non è giusto criticare le persone. Ha riportato il sistema informativo della Sicilia dalla Val d'Aosta a Palermo, ma non è ancora sicuro al 100%, è ancora nelle mani dei privati. Ma voi pensate che si possa diventare indipendenti con il software gestito da una società privata italiana che quando gli gira fa click e ne asciuga tutte cose? Questa è una cosa pazzesca. Noi dobbiamo avere una vera indipendenza negli strumenti di uno Stato. Noi dobbiamo essere uno Stato, e anche prima di diventare uno Stato indipendente ci dobbiamo prendere questi strumenti, perché con l'Agenzia delle Entrate e con la Polizia ci possono fare le sanzioni europee, la Corte Costituzionale ci può dire che abbiamo sbagliato, ma i carri armati non ce li mandano, state tranquilli. Oggi non ne fanno guerra in Europa contro di noi, si calano se noi abbiamo gli strumenti. Forse dovremmo anche fare subito una modifica dello statuto per avere una magistratura siciliana, quello che i padri statutari dimenticarono, perché purtroppo la magistratura italiana, Corte dei Conti, Corte di Cassazione, Consiglio di Giustizia Amministrativa, fa sempre e sistematicamente gli interessi dello Stato italiano. Ci sono delle udienze, mi dispiace Presidente della Corte dei Conti, queste cose vanno, delle udienze del Presidente della Corte dei Conti in Assemblea regionale in cui si dice preoccupata la Corte dei Conti della sorte dei conti della Sicilia, ma una parola sui furti dello Stato questa Corte dei Conti non la conosce, non gli esce dalla bocca, perché è la magistratura dello Stato italiano. Quindi su queste cose dobbiamo subito portarcele a casa, prima ancora dell'indipendenza.